Era arrivata in pronto soccorso con ustioni su tutto il corpo, accompagnata dall'ambulanza. I medici l'avevano sedata. Poco dopo era arrivato il compagno, sulle sue mani vistose bruciature. Agli agenti del posto di polizia aveva raccontato di essersi ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che stavano avvolgendo la donna, che teneva in mano una bottiglia di alcol con la quale aveva tentato il suicidio. Ha detto che rincasando l'aveva trovata a letto, avvolta dal fuoco. Si era gettato su di lei, trascinandola nella vasca da bagno e salvandole la vita. Quando la 53enne si è svegliata dal coma indotto, però ha raccontato una versione completamente diversa. Sarebbe stato proprio il compagno ad aggredirla dopo l'ennesima lite violenta scoppiata all'interno dell'abitazione dell'Arcella, dove sono ospitati da un'amica. Sarebbe stato proprio lui a rovesciarle il liquido infiammabile addosso. L'uomo, un 53enne, è ora indagato dalla squadra mobile di Padova per lesioni. La compagna invece è ancora in gravi condizioni in ospedale con ustioni di terzo grado sul 28% del corpo. Dunque l'ipotesi del tentato suicidio sembra allontanarsi sempre più, mentre prende piede quella dell'aggressione. Le indagini proseguono a partire dall'appartamento, dove sono in corso ulteriori rilievi.